Cosa vi dicevo? Che cosa, amici bellini? Cosa vi avevo detto? Con tutta la genuinità che ci contraddistingue, parliamo di questa cosa di Meret, Kim, che oramai praticamente è ufficiale. Cominciamo! Allora, perché io mi devo divertire, perché io invece di fare il Napoli si deve muovere sul mercato, no, io sono tranquillo, però aggiungo le intuizioni mie e mi devo prendere delle soddisfazioni. Francesco Visciano, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se non siete iscritti e guardate questi video, guardate perché dovete lasciare il like e iscrivervi al canale, perché su questo canale sapete le cose prima, precisamente 6 giorni prima sapete le cose che poi escono. Quindi fatemi togliere questo sfizio, guardate. E poi c'è Alex Meret! Si è parlato anche di trasferimento per Demme all'Hertha Berlino. I Dasiak non se ne parla perché non se ne dice un gran bene, a differenza di Nikita Contini. Però c'è Alex Meret! Di conseguenza, se è vero come è vero che il Manchester United lascia andare De Gea, non lo so come si dice, perché a fine contratto prende pure 20 milioni all'anno De Gea, quindi non dite poi De Gea, il valzer dei portieri, De Gea al no, però se puntano su Onana e l'Inter non può più fiondarsi su Vicario che firma per il Tottenham, l'Inter è interessata a Meret, vai! No, deve uscire questa notizia, uscirà, e quindi sì, era il 23 giugno e... non avevo alcun dubbio. Contemporaneamente questa storia dei portieri la teniamo in stand by perché non si sa. Quello che si sa adesso è che Gollini è ritornato a casa e che però il Napoli vorrebbe imbastire una trattativa e vorrebbero risparmiare qualcosina. Un po' il dubbio sul portiere mi resta, onestamente, ma dobbiamo affrontare la situazione Kim per togliere un pochino di nebbia, perché c'è un po' di nebbia nella situazione Kim. Volevo, sempre tornando indietro nel tempo, rianalizzare quando l'anno scorso, perché mi è rimasta nella memoria questa cosa: il Napoli appena venduto Koulibaly ha subito fatto Kim e lo teneva pronto. Andiamo a vedere bene, quindi con un Amrabat tattico ci spostiamo e richiamiamo il passato per bene. 16 luglio, quando il Chelsea ufficializza, almeno secondo Sky, poi giorno più giorno meno ragazzi, perché alcune le notizie poi escono, però poi l'ufficializzazione ne parliamo bene. 16 luglio, se voi cercate su Sky, Chelsea, Koulibaly è ufficiale, firma per 4 anni, il Napoli, hai fatto la storia, ringrazia e saluta Koulibaly, hai fatto la storia. 16 luglio. Quando arriva poi Kim, andiamo a vedere, perché io ricordo benissimo in una intervista fiume di ADL si parlava anche di Kim, che oramai era quasi sicuro, però ADL diceva la Corea, mi chiedono la luna, e si stava parlando sia di Simeone che di Kim e le piste si stavano raffreddando. Invece era praticamente cosa fatta. Secondo me si stava lavorando proprio sulla clausola, perché il Napoli pagando la clausola te lo prendi, non devi fare niente. Poi c'erano quelle tasse coreane che non si capivano ed evidentemente l'inserimento della clausola di Kim. Andiamo a vedere. Eccolo qua, diventa ufficiale il 27 luglio, quindi dopo 11 giorni. Non è stato proprio immediato tutto ciò. Quindi noi dobbiamo dare un pochino di tempo al Napoli, perché io ero pronto a dire se mo non lo fai subito l'acquisto, perché Kim ancora deve essere ufficiale, si deve aprire il mercato, la clausola scatta il 1° di luglio, siamo d'accordissimo. Quindi con i tempi dell'ufficialità, se si dovesse fare il 1° di luglio proprio, cioè hanno fatto tutto in silenzio prima che si potesse fare e poi si ufficializza, dal momento in cui si ufficializza Kim al Bayern di Monaco, oramai ne stanno parlando tutti, non ci dovrebbero essere più problemi perché si fanno brutte figure. Diamo 11 giorni di tempo. Se in 11 giorni congiuntoli, 11 giuntoli, si è fatto il sostituto di Koulibaly ed è andato bene,
Noi diamo 11 giorni di tempo al gruppo, alla cellula tecnica mercato, come l'ha chiamata Garcia, ADL, Micheli, Mantovani, Chiavelli, procuratori e tutto, per capire un nome che potrebbe essere un nome che si è fatto oppure un nome nuovo che sale in cattedra e diventa caldo. 10 giorni, 11 giorni, 12 giorni, questo è il massimo. Dopo i 12 giorni ci possiamo lamentare, ma prima no, e secondo me nemmeno dopo i 12 giorni, perché potrebbe anche andare bene dopo 15 giorni, però prima no, perché non puoi poi dire allora manca Giunto, non lo puoi fare. Prima no, ma Giuntoli poi ritorna per la questione Zielinski. Andiamo a diradare ancora un po' di nebbia, perché assolutamente non è chiara questa storia della clausola di rescissione, che praticamente ognuno dice il prezzo che vuole. Si è partiti dai 45, vedete 45, perché questo diceva Sky il giorno dell'ufficialità. Si è arrivata a dire no, 70, minimo 80 milioni per certe squadre è diverso, non lo sappiamo ancora. Adesso alcuni fonti, Fabrizio Romano, chi poi lo segue, cioè parla di una cinquantina di milioni, non si arriva a 70. Ragazzi, la differenza non sono bruscolini, e da 50 a 70 milioni ci passa un buon giocatore di me, ci passa un Kim di mezzo. Kim Min-jae, ufficialmente nuovo giocatore del Napoli, dopo le visite mediche, il 25enne, che adesso è tornato a essere 25, cioè, questa è una cosa particolare di cui dobbiamo parlare, l'età. Ha firmato il suo contratto, accordo con 3 anni, opzione per altre 2 stagioni, tutta roba inutile, presente anche una clausola rescissoria, vaga solo per il resto, di 45 milioni, ci dicono. Il nuovo acquisto è stato annunciato da un tweet dei De Laurentiis che ha preceduto qualche minuto i canali social del club campano. Il classe 96, fatevi i calcoli di quanti anni dovrebbe avere, soprannominato The Monster per la sua presenza fisica, è stato pagato 20 milioni di euro. 20 milioni di euro è un Kim, quindi tra 50 e 70 c'è una bella differenza, al Fenerbahce, e nella rosa di Spalletti andrà a rimpiazzare Kalidou Koulibaly. Si tratta del secondo innesto del reparto dopo l'ingaggio di Ostigardo, che non era un infingardo, dal Brighton. Indosserà la maglia numero 3 l'anno scorso alle spalle di Tuanzebe. Ve lo eravate dimenticati Tuanzebe? E invece no. Quindi, idem si dica, cambiano le cifre, ragazzi, cambiano in continuazione le cifre. Si parla di, qua diceva Sky 20 milioni, adesso si parla di 18,05. Andiamo nello specifico. Io tendo a fidarmi un pochino di più di calcio e finanza rispetto a Sky, così, perché parlano proprio di cifre e parlano di soldi. Perché se si deve parlare di grande affare del Napoli, parliamo delle cifre, altrimenti si parla solo filosoficamente, e invece non si fa. Come impatterà questa cessione sui conti del Napoli? Secondo i dati ufficiali comunicati dal Fenerbahce, Kim è stato ceduto dietro pagamento della clausola rescissoria per 18,05, quindi non 20 come Sky diceva. Questo è il costo storico del giocatore al netto di eventuali commissioni, ovviamente per gli agenti, e bonus dei quali non si conosce l'identità, quindi magari si è arrivati a 20. E andiamo a vedere, il contratto con il Napoli aveva durata triennale, e questo significa che, considerando che il club partenopeo ammortizza i valori dei cartellini a quote decrescenti, il valore netto a bilancio di Kim a fine giugno 2023 è pari a 9,025 milioni di euro su 3 anni di contratto. Il 50% del valore viene ammortizzato alla prima stagione, il 30% alla seconda e il 20% alla terza. Questa è una cosa che fa il Napoli e fa molto bene. Questa è una delle cose che il Napoli fa benissimo. Il Bayern di Monaco dovrebbe pagare 50 milioni di euro di clausola per arrivare al difensore, cifra che farebbe registrare una plusvalenza di quasi 41 milioni al Napoli, perché non devi fare il discorso sul prezzo per cui l'hai pagato, ma su quello che hai già ammortizzato, quindi levi questi 9 milioni e si arriva a 41 di plusvalenza già dopo solo un anno. L'unico prezzo da pagare per il club partenopeo riguarda lo stipendio di Kim. Dal momento in cui il giocatore non ha mantenuto la residenza in Italia per 2 anni fiscali, la società non può beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita, e il lordo della stagione 2022-2023 è quindi più alto rispetto alle stime iniziali, 4,63 anziché 3,27. Attenzione, questi sono approfondimenti che secondo me meritano il like e sono interessanti. Non si deve fare 70 milioni, 49 milioni. No, andiamo nello specifico e diciamo cose fatte bene seriamente.
Dopodiché, visto che si parlava di Giuntoli, di liberare Giuntoli, e parlavamo proprio Giuntoli quanto ci ha messo per sostituire Koulibaly, esce questa cosa ieri che non capisco, perché poi dipende da come ne parli. Questa me l'hanno girata gli amici abbonati oggi. Secondo l'edizione odierna della Stampa, quest'oggi potrebbe essere il giorno giusto per la fumata bianca tra Giuntoli e la Juventus. In caso di arrivo a Torino dell'ormai ex DS del Napoli, proprio da Napoli potrebbe arrivare un rinforzo per il centrocampo. Piotr Zielinski. Il trequartista valutato tra i 25 e i 30 milioni seguirebbe dunque Giuntoli al Torino, e il momento è solo un'ipotesi, ma nel mercato tutto può succedere, perché questo devono finire sempre gli articoli. Nel mercato tutto può succedere, quindi noi diciamo quello che vogliamo e poi tutto può succedere, non si sono trovati gli accordi. Non mi sembra un'operazione alla Giuntoli, cioè Giuntoli va alla Juve, vi porto Zielinski che è un giocatore che sta nel finale della sua carriera. Non ti prendi Giuntoli per fare questo tipo di operazioni, onestamente, ma dipende da come la metti, perché così sembra Giuntoli arriva e fa l'offerta. La mettono in maniera diversa altri blog, parliamo di Gianluca Di Marzio. Calciomercato, la Juventus attende Giuntoli per liberare il DS, il Napoli ha provato a inserire Zielinski nell'operazione. Non capisco. Idea Zielinski per liberare Giuntoli, Juventus non interessata. Cioè, volete Giuntoli? Vai da pigliare pure Zielinski. Mi dovete togliere questo pisamo dallo stomaco di un ingaggio alto. È strana questa cosa qua, Capirei il discorso di eventualmente risparmiare così, ma Zielinski non è un uomo che tu inserisci, vi dovete pigliare Demme, vi dovete pigliare i Dasiak, toglietemi da mezzo un Beresischi, un Sirigu. Stiamo parlando di Zielinski, stiamo parlando di un giocatore che prima di tutto longevo, è oramai storia del Napoli, un giocatore che è titolarissimo dell'annata dello scudetto, un giocatore che ti può dare ancora tanto, che può sicuramente doversi calare nel discorso di abbassare gli ingaggi, che oramai questo è un discorso che abbiamo abbracciato. Però inserirlo così a caso, buttarlo alla Juventus, a una acerrima rivale per liberare giù, mi sembra un po' strano, onestamente. In chiusura, ragazzi, grazie a Peppe Di Palma, a tutti gli amici abbonati che fanno un lavoro straordinario. Io devo ringraziare anche Umberto che mi sta dando una mano con le thumbnail, ci stiamo divertendo tantissimo. L'amico, no, non è ancora ma spero che lo diventi, il grafico di professione che aveva proposto quel rebranding con la N vesuviana. Abbiamo trovato il concept per intero, e per uno sfizio mio, visto che stiamo aspettando questa maglia, non vedo l'ora che ci diano qualcosa di più. Siamo i figli del Vesuvio, c'è il permalink ma non fa niente, e da qui si può vedere un pochino come ha sviluppato tutta l'idea. E poi adesso vi dirò il nome perché si deve citare la fonte, i professionisti vanno citati. Qua vedete c'è tutto il concetto: Napoli è storia, è arte, è cibo, è vita, è caos, è tradizione, Napoli è Partenope, Napoli è Maradona, ma soprattutto è la terra nostra, l'appartenenza. Questo è il concept principale di tutta questa situazione. Ci sono tutti i giocatori, ci sono immagini di repertorio, c'è come lui scriverebbe poi tutte le cose, anche social, con il font e tutto, il bianco, l'azzurro e il nero. Questo, se zoomiamo, si vede come si arriva, come poi i grafici di professione arrivano a dei loghi che debbono essere anche coerenti con la geometria e tutte le situazioni matematiche, eventuali gadget. Guardate che bello, il pullman sarebbe così, i biglietti sono puliti, i biglietti, è una roba bellissima. E questa era la sua idea del home kit, della maglietta, la prima maglia, e in questo caso porta, io non amo le spalle bianche, però non mi è dispiaciuta la spalla di colore diverso nella maglietta dell'anno scorso, quindi questa idea secondo me potrebbe anche funzionare, sempre con questa idea Coca-Cola MSC Crociere, che probabilmente non sarà quello che è la verità, però anche questa maglia secondo me è bellissima. E poi vedete una tazza, pure questa che è bella, però questa è roba mia. E quindi poi vediamo la sciarpa, questo pattern poi viene richiamato, il pattern della N vesuviana, vedete che viene richiamato anche sulla maglia. Deve avere un pattern, altrimenti risulta boring, risulta noiosa la maglietta, noiosa nel senso non bella così. E quindi ci sono tutte le cose più belle del mondo, il cappellino, la terza maglia che vi avevo fatto vedere, e quindi ama, tifa e celebra Napoli 3, Napoli campione, e lo vedete qui.
presente con un'eventuale proposta di merchandising. È una roba bellissima. Lascia un like qui e seguici su Instagram, Studio Creativo Buccia. Ragazzi, passate se vi è piaciuta questa roba e dite, vi ho portato roba mia personale, dite che vi ho mandato io. Mi manda azzurro fluido, l'ho visto, mi è piaciuto, oppure mi manda azzurro fluido, l'ho visto, non mi è piaciuto, finiscila. Fate le cose vostre. Io vi abbraccio, vi bacio. Diamo tempo al Napoli. Io il video l'avevo pensato così: Kim ufficiale, subito devi fare il difensore, subito lo devi ufficializzare. E invece no, tempo, 11 giorni, 10, meglio 10 che 12, però bisogna dare tempo a questa squadra. Bisogna dare tempo, si sta lavorando, sono sicuro che si sta lavorando, e per una serie di discorsi logici non si vorrà mollare, secondo me, quello che è il grande vantaggio che il Napoli ha accumulato rispetto alle squadre avversarie in Italia. In Europa è tutto un altro discorso e dobbiamo vedere. Però si muovono tutte le altre squadre, si muoverà anche il Napoli. Diamo tempo al tempo con un po' di pazienza. A me la pazienza mi manca solo sulla maglia. Dammi la maglia. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia. Io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.